Eccoci qua, una nuova puntata di Screenshot e ovviamente non potevamo non dedicarla, visto che avevamo annunciato anche ieri abbiamo ospitato i due sindaci di Grado e d'Aquileia, ovviamente sulla questione meteorologica. Tiene banco ovviamente con tutte le immagini e le riprese devastanti di quanto è accaduto a Venezia, ma non meno anche quello che è accaduto a Grado, Lignano, Trieste, insomma, e altri paesi come Marano, Aquileia, insomma, nella nostra bassa friulana. Insomma, tutta la costa, il litorale del nord-est sott'acqua. Chissà se è un'eccezionalità o se dovremo abituarci a questa normalità. Ovviamente non potevo non invitare un esperto, il nostro esperto, anzi Marco Virgilio, che già se la ride. Già se la ride perché spesso ci vediamo, insomma, negli studi di Telefriuli, ci diamo una volta in una linea uno all'altro, di rimpallo questa volta ci lanciamo entrambi. Insieme. Ma giustamente il tema è abbastanza grave in questi tempi. Una questione meteorologica, insomma, tiene banco e ho esordito dicendo se dovremmo abituarci a questa normalità oppure se c'è un'eccezionalità in tutti questi eventi. La normalità dell'eccezionalità, nel senso che questi fenomeni severi, meteorologici, si stanno cominciando a ripetere piuttosto frequentemente con tempi di ritorno che si vanno abbreviando. E questa è una, diciamo, delle previsioni che i climatologi dell'IPCC da tempo mettono in risalto, ovvero sia il fatto che per forza di cose in un sistema che incamera più energia perché la temperatura è più alta, inevitabilmente i fenomeni tenderanno ad essere più violenti. Poi ci saranno da dire delle cose, ne avremo occasione magari sul fatto anche che ci sono lunghi periodi che hanno una caratteristica alternati ad altri periodi che hanno la caratteristica contraria. Manca un po' la variabilità su termini di tempo un po' inferiori, no? Faccio un esempio, un mese siccitoso e caldo e subito dopo un mese in cui piove molto e concentra queste precipitazioni. Di solito la concentrazione c'era sempre comunque a novembre, si è sempre detto che novembre è il mese piovoso, ma quello che è accaduto in questi giorni, cos'è accaduto esattamente? Giusto per riassumere. Che novembre sia sempre stato uno dei mesi più piovosi dell'anno, parlando soprattutto della nostra regione, questo è certo. Quello che per esempio, quello che quest'anno non andava bene è che ottobre è stato non solo secco, ma è stato molto caldo. Allora, ottobre era il quinto mese con temperature superiori alla media, dopo la parentesi un po' così casuale del mese di maggio, che tutti ricordano per le temperature più basse. In realtà quindi sapete che a livello generale è stata un'estate tra le più calde in assoluto, seconda a quella del 2003, che è entrata un po' nel mito. Nel Guinness. Ottobre è stato l'ottobre più caldo da quando si effettuano le misurazioni di temperatura. Ovviamente può avere qualche effetto certamente sì, perché tutto il sistema oceano-atmosfera era più caldo, per esempio sull'area mediterranea, no? Quindi è chiaro che quando entra una corrente più fredda, c'è un contrasto maggiore, si formano depressioni che sono molto vigorose. Abbiamo avuto danni non solo a Venezia, li abbiamo avuti anche a sud, faccio l'esempio di Matera. Abbiamo avuto poi anche raffiche di vento molto forti nel Salento, per esempio, che ha fatto danni. Diciamo però che ricordiamo più o meno gli stessi tempi, era la fine di ottobre, primi di novembre dell'anno scorso, eravamo alle prese con Vaia, cioè andiamo a contare danni e distruzione a livelli sempre molto pesanti e ormai più però frequenti anche. Sì, più frequenti. Tant'è che c'era un dato, un articolo di un giornale che diceva che la Basilica di San Marco non è la prima volta che la Basilica di San Marco è stata allagata, riportava l'articolo di cui leggevamo prima, è stata allagata 6 volte negli ultimi 1200 anni, 6 volte, di cui 3 negli ultimi 19 anni. Questo cosa ci dice? Ci dice che evidentemente gli effetti combinati dei fenomeni meteorologici più severi con le maree dovute alla Luna e all'innalzamento del livello marino, di cui si potrà dire qualcosa, evidentemente stanno portando a una maggiore frequenza di questi fenomeni. Ecco, a proposito dell'innalzamento del livello marino, anche visto le immagini che stanno scorrendo prima di Grado, andiamo a sentire un momento, grazie alla regia di Pierangelo Buttazzoni, anche quello che ha detto ieri, proprio nella puntata di Screenshot, il sindaco di Grado,
Dario Raugna, che ha lanciato, diciamo, anche un allarme ma un invito all'amministrazione regionale, a tutti a confrontarsi su questo problema. Grado, ad esempio, è patrimonio anche agricolo di prim'ordine, ma come Aquileia, il mio collega prima, rappresenta un altro patrimonio, ancorché archeologico, voglio dire anche agricolo. Sono tutti terreni sotto quota, sono terreni che hanno un loro equilibrio idraulico grazie ai canali quando parliamo di acque pluviali, e grazie agli argini e alla loro tenuta quando parliamo di contenimento del fenomeno verso il mare, che peraltro si sta già presentando attraverso il fenomeno cuneo-salino, cioè il sale sta già compenetrando all'interno, sterilizzando i terreni agricoli. Rischiamo di diventare come i Paesi Bassi e quindi occorrerà utilizzare delle tecniche di questo tipo. Beh, innanzitutto rinforzando le nostre difese, monitorandole e rinforzandole, e poi occorrerà sicuramente interrogarsi su quella che sarà la resilienza, no? Si chiama così, ovvero la capacità di una popolazione di poter continuare a popolare un territorio cercando di superare quelle che sono le avversità, no? La popolazione costiera è in questo caso sovraesposta rispetto all'innalzamento dei mari e bisogna agire di conseguenza, così come farebbe un buon padre di famiglia. È chiaro che una sfida di questo tipo non può essere declinata alla sola grado, ma va intrapresa nelle sedi opportune, la Regione in primis e poi a livello governativo, perché è evidente che una trasformazione di questo tipo implica anche un impiego di denaro pubblico massiccio. Sì. Bisognerà trovare le risorse per poter dare una risposta alla nostra gente. Ecco, il primo aveva detto rischiamo di fare la fine dei Paesi Bassi. Prima cosa che ti chiedo, se effettivamente veramente il litorale friulano e gradese, insomma, rischia di allora, innanzitutto mi complimento anche col sindaco che ha capito probabilmente qual è il problema reale, cioè che bisognerebbe mettere il tema del cambiamento climatico, in questo caso nel verso del riscaldamento, in cima all'agenda politica. E poi naturalmente perché coinvolgerà poi gli amministratori. Ora il discorso che faceva... Sì, perché lui, scusa Marco se ti disturbo, perché lui poi nell'intervista non si sente, ma tra le varie domande gli ho chiesto ma chi metterebbe in campo? Metterà in campo tutti, cioè nel senso ovviamente i politici magari devono darsi dei soldi, finanziamenti massicci come ha detto, ma anche università, meteorologi, tutti gli esperti. Bisogna sedersi intorno a un tavolo, ma non il solito tavolo, ma arrivare subito all'obiettivo, perché il tempo... La questione climatica va affrontata in modo assolutamente interdisciplinare, diciamo, deve coinvolgere un po' tutto, perché innanzitutto c'è un problema anche di sensibilizzazione della popolazione, che per ora magari l'ha vista come una questione un po' marginale, trattata ogni tanto regionale, poi c'è la questione di Greta che ha portato in primo piano e lì anche ci si rompe, ci si divide in modo un po' stucchevole su delle cose poco importanti, ma la realtà è che con questo trend di aumento dell'anidride carbonica che stiamo imponendo noi come esseri umani, fra 70 anni diciamo, il livello marino dell'Adriatico, non solo ma in generale, potrà aumentare fino a 90 cm un metro. Ragazzi, 90 cm un metro, arrivederci a quelle zone lì se non fai argini o lavori ciclopici, no? Quindi prima di arrivare a quello cerchiamo di capire che c'è da fare, come hai detto tu adesso, anche con una certa velocità, bisogna cominciare a dire sì, la resilienza e anche un po' capire però come trasformare il nostro modello di sviluppo per evitare di bruciare ancora combustibili fossili, perché sostanzialmente quello, troviamo altre forme. Insomma. A questo proposito degli investimenti che si devono fare, il MOSE è diventato uno scandalo, uno scandalo nazionale, Venezia è umiliata da questo scandalo. In Friuli Venezia Giulia come stiamo e se effettivamente i nostri argini tengono? Allora mandiamo un servizio che ci ha realizzato un'intervista a cura di Paola Treppo che riguarda appunto la questione degli argini, esattamente dell'idrovono nella zona di San Giorgio. L'impianto di Venezia è un impianto mobile che entra in condizioni solo in determinate condizioni che tra l'altro
è in fase di completamento. Una barriera che difende Alterra dal mare diventa un'opera imponente. In Friuli invece abbiamo le arginature che ci tranquillizzano da quel punto di vista. Le arginature comunque che sono state rinforzate, anche noi abbiamo avuto un contributo importante a seguito dell'alluvione del 66 e man mano la Regione finanzia interventi di ricarica arginale e di adeguamento. Nella bassa pianura friulana abbiamo i terreni che sono più bassi del livello del mare. Abbiamo quasi 70 km quadrati di territori sotto il livello del mare, con una marea come quella appena arrivata di 1,85, invece abbiamo quasi 300.000 km quadrati di territori che devono essere salvati dalle acque. L'idrovora ha questa funzione, l'idrovora raccoglie tutte le acque meteoriche e di risultiva che pervengono sempre comunque tutto l'anno e vengono scaricate in laguna. Chi ci difende dalla laguna sono gli argini. Gli argini sono alti più 3 metri sopra il livello del mare, in Friuli abbiamo quasi 70 chilometri. L'evento dell'altro giorno avrebbe messo a rischio, con una marea di 1,85, 20.000 fabbricati e 100.000 abitanti, che nel periodo estivo con le zone di Grado e Lignano si arriva fino a 350.000. La bassa pianura è servita da 32 impianti per una potenzialità totale di oltre 200.000 metri cubi al secondo di portata. A par di capire che si è fatto qualcosa comunque. Sì, che qua noi siamo apparentemente, sentendo questa intervista, diciamo siamo anche messi un po' meglio. Peraltro devo dire che Venezia ha un problemino in più che è legato al fenomeno mareale, come si svolge all'interno del bacino adriatico, però insomma questo almeno è... Non deve far abbassare la guardia, diciamo, no, anche perché abbiamo visto comunque che i danni non sono stati pochi, no? Esattamente. Allora io andrei in pubblicità e dopo torniamo perché appunto annunciamo quello che accadrà nei prossimi giorni, perché non ci regalerà delle belle sorprese, anzi oggi proprio è stata la giornata di tregua, una bellissima giornata proprio autunnale. Di la verità le macchine erano già bagnate fuori, ti sarai accorto. No, è da un bel po' che non esco dallo studio, malissimo. Sul nostro fuoco. Eccoci tornati in studio per Screenshot, parliamo sempre di emergenza maltempo perché al di là della giornata di oggi già vedete un peggioramento anche nella serata di oggi e poi ci sarà un notevole peggioramento nella giornata di domani, poi chissà cosa ci riserva il tempo per la prossima settimana, ci dirà tutto Marco Virgilio che è qui al mio fianco, il nostro cercheremo di fiducia, insomma cercherà di illuminarsi insomma, su questo, però mi dà anche la possibilità di parlare. Abbiamo parlato tutta nella prima parte di Screenshot dell'emergenza climatica anche che c'è in generale, non per niente anche la Regione ha dichiarato questa emergenza climatica, un atto di sensibilità nei confronti insomma, di questo tipo di problema. L'emergenza climatica anche ambientale, della biodiversità, per cui diciamo ad ampio spettro. Ma questa è una ottima notizia, anzi cercherò di approfondirla in una futura puntata di Meteo Weekend, ci tengo particolarmente. Naturalmente è un primissimo passo e poi bisognerà, ma la nostra Regione già ha iniziato prima degli altri con lo studio sull'impatto climatico in Regione, dell'ARPA e di tutte le altre istituzioni scientifiche. Ecco, ci vogliono azioni, no? E quindi è chiaro, non è solo la nostra regione, ma ci vogliono azioni e speriamo che questo sia... perché noi da soli possiamo fare ben poco, certo. Poi ci danno una mano anche gli altri, allora sì, speriamo sia un buon viatico. Ecco, in modo da non buttare via soldi come è accaduto per il Mose, insomma, innanzitutto. Lì, sarebbe... Ecco, lì veramente, io comincio, sarà che gli anni vanno avanti, caro, adesso comincio veramente a essere stufo di come vanno queste cose in questo paese. 30 non anni, è possibile. 30 anni è una questione per veramente... progettare il nulla. È una questione veramente... quando poi vedi, sono stati anche 2 morti a Venezia, no? Quando vedi quello che succede, insomma anche basta, no? Se ne può più. Poi la gente dopo non è che non va più ad abitare. No, direi non va ad abitare, non va neanche a vivere, non vanno neanche a visitare ed è un danno economico per tutti, insomma. Certo. Allora, Marco, cosa ci riservano nei prossimi giorni?
Cosa avremo? Per chi non ha seguito le previsioni prima... Per chi non ha seguito le previsioni prima potrei dirci devo tutto. dire ancora... Io so già in anticipo... Tu sai. No, io so in anticipo più che altro perché nella puntata di ieri io ho visto sinceramente preoccupato il sindaco di Grado, che abbiamo sentito prima, perché ha detto che dovrebbe esserci la media domani con 165 centimetri o qualcosa del genere alle 9:30. Così erano le previsioni di qualche giorno fa, insomma, non lo so se verranno smentite o meno, però insomma c'è un problema a Grado, tant'è che verranno chiuse anche le scuole. Ecco, allora, bisogna dire due cose, che per fortuna un po' sta cambiando la fase lunare, stiamo andando lentamente verso la quadratura, cioè verso... però entrerà di nuovo lo scirocco. Cioè rinforzano i venti meridionali. Ecco, cosa accade quando si parla di scirocco? Ecco, sta arrivando un nuovo fronte, e lo vedevamo, ecco, in queste immagini lo vedete proprio sul Piemonte, cominciava già a piovere e a nevicare in montagna sul Piemonte, sta entrando questa nuova perturbazione con una depressione e domani ci colpirà in pieno naturalmente, questa prima perturbazione, avremo molta pioggia, un rialzo delle temperature perché vedete qui, questa è la situazione in quota e si mostra i venti da sud-ovest in quota molto potenti, con l'ingresso addirittura, se uno andasse a vedere, del jet stream, cioè della corrente del getto polare che si avvicina al Mediterraneo. Quindi è un richiamo molto forte di aria umida, anche relativamente mite, difatti la quota neve si alzerà parecchio nella giornata di domani, arrivando addirittura a 2000 metri sulle prealpi e come vedete intorno ai 1400, 1500, 1600 sulle Alpi. Lo scirocco lo vedete indicato, in più ci saranno piogge molto intense sulle zone prealpine, sulla fascia pedemontana, in realtà pioverà tanto un po' dappertutto. In modo particolare tra le prealpi carniche e la pianura pordenonese, in modo particolare. Quindi è chiaro che con un rinforzo del vento da sud, le precipitazioni intense, la marea comunque, la fase lunare ancora comunque che dà dei pensieri in questo senso, perché si sommano gli effetti, ecco che un po' di preoccupazione è più che lecita, anche perché comunque sono territori che già hanno subito, no? Per cui anche se non arriviamo all'1,85, io credo che dove ci sono stati problemi, danni eccetera, dove magari si sta appena cominciando a intervenire, non credo certo che faccia del bene un ulteriore, anche minore, acqua alta. Comunque speriamo di no. Certo è che la situazione di domani è pesante, come vedete da questi scenari cluster a lungo termine, vedete un altro picco e quello sarà tra sabato e domenica, in particolare tra sabato sera e domenica primo pomeriggio, mattina o tarda mattina. Lì arriva un'altra perturbazione, un altro minimo depressionario, di nuovo lo scirocco e di nuovo piogge intense, soprattutto tra la tarda sera di sabato e la mattina di domenica. Poi per fortuna c'è un'altra pausa, del tipo quella di oggi, la vedete lunedì, ma già domenica pomeriggio diciamo, si calmano le piogge, però martedì ne arriva un'altra. Ora, perché stanno arrivando tutte queste perturbazioni? Perché c'è una condizione... Perché ci regalano solo un giorno di sole? Questa è la domanda. C'è una configurazione stazionaria di circolazione euroatlantica che vede una saccatura tra il Nord Atlantico, l'Artico e il Mediterraneo centro-occidentale che praticamente dall'inizio del mese è ferma, stazionaria lì. Come un giro? Sì, praticamente continua a favorire la formazione di fronti, il passaggio di fronti, di minimi depressionari. Questa struttura qua, che ha un'alta pressione a fianco a ovest sull'Atlantico e una a ovest, la vedete là dopo il Mar Nero, praticamente è immobile lì, invece che traslare tutto questo treno di onde rimane immobile lì. Questo, attenzione, perché ci leghiamo a quello che abbiamo detto all'inizio, il rallentamento di queste onde che si chiamano onde di Rossby, adesso non entriamo nel dettaglio, ma queste onde, queste ondulazioni del flusso occidentale, sembra dagli studi dell'IPCC che sia in effetti legato al riscaldamento globale. Quindi cosa ci dice? Che quando ci troviamo nella fase di onda abbiamo alte pressioni, alta pressione, alte pressioni, quindi lunghe fasi di tempo stabile e anche secco. Quando invece siamo nel cavo, lunghe fasi di pioggia, un po' questo sta assumendo queste caratteristiche del tempo e i modelli climatici ci dicono che in futuro un'area come la nostra, attenzione il Mediterraneo è un hotspot climatico, cioè una delle zone più sensibili al riscaldamento globale, potrebbe significare sempre periodi siccitosi più lunghi alternati a periodi di piogge intense e concentrate. Quando si parla di piogge monsoniche, per esempio, questo in maniera esagerata, questo termine anche abusato di bomba d'acqua, però questa è la tendenza per zone come la nostra, che tra l'altro
hanno misurato un trend di aumento di temperatura che è molto superiore a quello medio globale del pianeta. Diciamo che il nord si è trasformato in sud rispetto ad altri anni fa, cioè nel senso che il clima che c'è adesso magari era 60 anni fa, 70 anni fa nel sud o 100 anni fa, non lo so. Diciamo che non è proprio così, anzi quello che ci dicono i modelli climatici per il futuro è che il Friuli, per esempio, potrebbe tendere a somigliare come clima sempre di più alla Puglia. Quindi in realtà diciamo che noi, e lo si vede anche tra l'altro dalle colture, dalla vegetazione. Già una volta non c'erano gli ulivi, adesso invece cominciano sono tornati. Sono tornati, sì. Allora, il discorso... C'ha dei riflessi inevitabili sull'agricoltura, bisognerà ripensare anche l'agricoltura. Se vedete i dati che riguardano l'estate, trovate ormai che rispetto, non so, agli anni 70, 80, abbiamo una quantità di giornate superiori ai 30 gradi che è enorme rispetto al passato. Anche quelle sopra i 35 sono aumentate in modo assolutamente importante, come sono aumentate le giornate cosiddette tropicali in cui la temperatura minima non scende sotto i 20 gradi. No? E quindi c'è poco da dire, cioè, il caldo c'è, attenzione che anche adesso molti diranno ma fa freddo, dov'è il caldo? No, attenzione che non è che siamo su temperature sotto la media, siamo intorno alla media e tra l'altro avremo molti spazi sopra la media. Il fatto di vedere la neve in montagna non è una cosa così assurda per metà novembre. Ecco, infatti dovremmo avere anche qualche foto, immagine di neve che è caduta in questi giorni, no? Che sono cadute anche 30 centimetri. Ci siamo meravigliati perché è arrivata anche a Fondovalle nel Tarvisiano. Sì. E ci meravigliamo di questi tempi, ma una volta magari succedeva a ottobre questa cosa qua, no? Adesso la vediamo a novembre e per cui girano le foto sui social perché diventa un fatto anche... Certo, in alta quota nevicherà molto, sta nevicando molto perché ovviamente c'è tanto contributo umido mediterraneo. Che poi bisogna stare attenti alle valanghe anche dopo. Assolutamente, allora diamo un'informazione. Diamola assolutamente nei prossimi giorni, assolutamente sconsigliato fare attività, non so, di sci alpinismo. Sì, non fate i fenomeni, ecco, perché giusto perché è arrivato No, anche perché è meglio andarci la prossima volta anche. Per cui non è il caso in questa fase qui di fare azzardi perché, difatti, se vedete il bollettino valanghe, notate colori rosso e arancio scuro, quindi il livello è molto molto alto di pericolo. Ecco, anche perché comunque apriranno le piste da sci, vogliono aprirle già il 1° di dicembre, vabbè, quello sarà insomma... in quota sicuramente ce la faranno, poi sotto vedremo, perché adesso arriva la pioggia naturalmente alle quote più basse, ma insomma... sicuramente un bel aiuto in quota gliel'ha dato. Abbiamo l'ultimo minuto, Marco, come ci lasciamo? Nel senso, se dovessi lanciare anche a livello tuo, dal tuo punto di vista, dal tuo osservatorio, chiamiamolo così, insomma, un appello ai politici, un appello insomma ai tecnici, dopo quello che è stato lanciato anche lodevolmente ieri dal sindaco di Grado. Ma innanzitutto l'invito è anche a chi ci segue è a cercare di conoscere meglio questa questione del cambiamento climatico, perché spesso si procede per luoghi comuni, la Groenlandia era verde, tutte cose che sono inesistenti, esaminate poi nel dettaglio. Ai politici quindi di continuare ad interessarsi sempre di più a questo tema, che non è una questione di moda, è una questione anche economica, perché io voglio dire, tutti i danni fatti da eventi meteorologici più violenti del passato, che sono legati comunque in qualche modo al cambiamento del clima, cioè sono tutti i soldi pubblici che dovremmo tirare fuori, perché non cercare... Che dopo sono soldi dei contribuenti. Ci vorrà tempo per un cambiamento importante, però insomma facciamo i passi, no? Quindi cercate di capire che la comunità scientifica è quasi al 100%, è un 97-98% completamente, come dire, decisa e convinta dagli studi fatti e non contraddetti che c'è un riscaldamento del clima che è colpa delle attività umane. Spesso sui media sembra che ci sia ancora un dibattito, non è così, il dibattito dovrebbe essere invece sulle cose da fare. Facciamo. Sì, facciamo. Okay.
Grazie allora a Marco Vigilo per essere venuto a trovarci e per questa anche lezione, insomma, tra meteorologia ma cambiamento climatico non fa mai male, insomma. Io vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro una buona serata. Ci vediamo sempre con Screenshot, sempre su Telefriuli. La prossima settimana doppio appuntamento mercoledì e giovedì. Grazie, arrivederci. Buonasera. Buonasera.